Buon pomeriggio, buon lunedì, bentrovati al nostro solito e consueto appuntamento con le notizie, con l'informazione sportiva, il focus del lunedì dedicato proprio ai fatti in particolar modo calcistici. Nel caso specifico parleremo tanto di calciomercato, considerato che siamo in pieno calciomercato estivo. Per parlare intanto di Catania, parleremo più avanti anche di Palermo e Messina. In collegamento c'è Alessandro Vagliasindi. Buon pomeriggio Alessandro. Buon pomeriggio. Allora Alessandro, diciamo che le liste di trasferimento sono aperte appena da pochissime ore, qualche giorno appena, considerato che si è partiti il 1° luglio, ma in casa Catania in questo momento si sta facendo, come dire, il punto su quella che è la situazione dei possibili giocatori da poter mantenere nella rosa, quella della passata stagione, per quella attuale di quest'anno. Sì, questo è il primo passaggio imprescindibile che è stato in agenda nell'incontro di fine settimana che si è svolto a Catania tra il nuovo allenatore Luca Tabbiani e i dirigenti Grella e Laneri per iniziare appunto il lavoro di creazione della nuova rosa del Catania. Possiamo anche avere un contributo grafico per appunto sottolineare i nomi dei giocatori che erano in rosa in Serie D e che a meno di clamorose novità dovrebbero far parte appunto dell'organico per la stagione 2023-2024. Abbiamo evidenziato il portiere Beters, a cui verrà affiancato un altro portiere più esperto, poi i difensori Castellini, Lorenzini e Rapisarda, i centrocampisti Palermo, Rizzo e Vitale. Potremmo aggiungere una parentesi con un punto interrogativo alla luce del fatto che devono parlarne Catania e Sampdoria, ma la volontà del ragazzo è quella di restare a Catania. Chiarella, con le stesse considerazioni abbiamo fatto prima su Vitale, ma qui i dialoghi tra Catania e Pescara sono stati già costanti e nelle dichiarazioni anche sia del direttore sportivo del Pescara che del presidente Sebastiani c'è la conferma che verrà assecondata la volontà del ragazzo di restare un altro anno a Catania. E poi De Luca, Russotto e Sarao. Se vogliamo ancora di più analizzare questa schermata, Angelo, possiamo cercare di immaginare quali di questi giocatori potrebbe essere titolare nel Catania in Serie C. Di un Catania in Serie C, come ci ha detto la proprietà del Catania e come ci ha detto la dirigenza rosso-azzurra, che vuole fare un campionato da protagonista, da prima fascia. E allora su Beters, sicuramente un ragazzo di talento, però indubbiamente la dirigenza è alla ricerca di un primo portiere più esperto che magari si possa anche giocare il posto con Beters qualora appunto la crescita del ragazzo lettone fosse ancora più esponenziale nel corso della prossima stagione. Per quanto riguarda i difensori, se possiamo tornare appunto sul contributo grafico, in linea di massima posso dire che Rapisarda, al di là delle voci che vedono un possibile ritorno di Calapai a Catania, io credo che Rapisarda sia un giocatore assolutamente affidabile anche in Serie C e lo dimostra il suo curriculum. Ha partecipato insomma più volte ai playoff per la promozione in Serie C, ha vestito maglie importanti in Serie C come quella della Triestina da titolare, addirittura da capitano, quindi secondo me Rapisarda può certamente essere titolare nel Catania 2023-2024. Lo stesso discorso può essere esteso ad Alessio Castellini. Sul valore di Filippo Lorenzini non ci sono dubbi, però bisogna vedere quali esigenze ha il tecnico Tabbiani nell'impostazione della manovra dal basso, e quindi se gli può servire anche un giocatore bravo nella corsa all'indietro, un giocatore che riesca appunto a chiudere gli spazi con una velocità di base importante. Quindi sotto questo profilo le valutazioni su Lorenzini saranno poi da appaiare a quelle che sono le esigenze tattiche dell'allenatore e dai profili che il Catania cerca sul mercato per il ruolo di difensore centrale. Per quanto riguarda i centrocampisti, possiamo dire che sia Peppe Rizzo che
Marco Palermo potrebbero tranquillamente ambire una maglia titolare per motivi tatticamente differenti. Rizzo un ottimo incontrista, un uomo pesante all'interno dello spogliatoio, ragazzo che ha fatto Serie C anche ad alti livelli per tante stagioni. Lo stesso dicasi per Marco Palermo, che aveva avuto un picco nel rendimento della sua carriera nelle stagioni di Siracusa, aveva fatto la Serie C anche molto bene con la maglia aretusea. Mattia Vitale può essere sicuramente un buon cambio. In attacco di questi quattro nomi, Chiarella, anche in questo caso un Chiarella in perfetta efficienza fisica, un giocatore che purtroppo ha avuto tanti stop nel corso delle ultime 2 stagioni, però un Chiarella in forma, secondo me è un giocatore che strappa, un giocatore che può tranquillamente fare il titolare in una squadra con vocazione offensiva quale può essere il 4-3-3 di Tabbiani. Sugli altri tre meno certezze per quanto mi riguarda, perché Russotto insomma ha fatto la differenza in Serie D subentrando e non vedo perché possa invertire questo trend diventando titolare in Serie C. Può restare sicuramente come un ottimo subentrante. De Luca oggettivamente non ha reso secondo quelle che erano le aspettative, forse da un punto di vista complessivo è nella fase discendente della sua carriera, ma rimane comunque un giocatore che la C l'ha fatta anche ad alti livelli. E anche Manuel Sarao, un giocatore sicuramente utile, che apre spazi, che viene a dare un aiuto ai centrocampisti, però non è un attaccante particolarmente prolifico. Ecco, non è l'attaccante titolare, secondo me, di una squadra a vincere in Serie C. Alessandro, diciamo che sì, al Catania vengono accostati tantissimi nomi in questo troppi, momento, Angelo. Perché Ma secondo me questi sono giochi anche di procuratori che hanno tutta l'esigenza di far uscire i nomi dei propri assistiti e accostarli a una realtà, una piazza importante come Catania. Però poi alla riprova dei fatti, passate le settimane, passati addirittura i mesi, i nomi che abbiamo letto più volte di qua e di là non hanno determinato nessuna operazione ufficiale, e ora non ci sono più motivi ostativi, ripeto, al deposito dei contratti, perché la Covisoc ha dato via libera all'iscrizione del Catania. Il Catania federalmente adesso è una società tra i club professionistici, ha appunto possibilità già di depositare contratti. Ad oggi 3 luglio non ci sono stati in questo senso annunci ufficiali, quindi dobbiamo andare a capire in quale direzione va il mercato del Catania, perché per vincere il campionato di Serie C sicuramente la via più facile, ma lo dice la storia della Serie C, non lo dico io, è quella di insomma creare una squadra con giocatori di prima fascia, e i giocatori di prima fascia hanno ingaggi importanti, ma è ovvio che se li cerca il Catania li può cercare anche il Benevento, faccio un esempio, piuttosto che il Pescara o l'Avellino. Ma anche l'Avellino, ecco, esatto, visto che c'è Perinetti che in questo momento sta dalle operazioni in entrata del Catania, quelle ufficiali, capiremo realmente di che livello sarà questa squadra, perché non è un'equazione spendi tanto e vinci, ma è sicuramente un viatico importante, perché come ti dicevo prima, a partire dal Lecce, a partire dalla Reggina, dal Bari, dalla Ternana, dal Catanzaro, sono tutte squadre che hanno vinto con budget non inferiori agli 8 milioni di euro. L'unica eccezione, tra virgolette, che fuoriesce da questa valutazione è quella della Juve Stabia di Fabio Caserta e Ciro Polito, che ebbe un budget sicuramente più basso rispetto a quelli citati poc'anzi, ma riuscì con appunto un progetto tecnico molto interessante, con Fabio Caserta in panchina e con diversi giocatori così scovati qua e là dall'ottimo Ciro Polito. Faccio un esempio: all'epoca la Juve Stabia aveva in organico un certo Strefezza, che oggi fa la differenza in Serie A. Scoprì quell'anno Calò come regista, scoprì quell'anno Elia preso in prestito dall'Atalanta come attaccante esterno, scoprì anche Canotto, c'era Carlini in quella squadra, una squadra assemblata bene, una squadra di categoria, che però diciamo non costò tantissimo come costarono le altre squadre a cui facevo riferimento prima. Quindi dobbiamo intendere dai primi movimenti di mercato se bisognerà sperare in un progetto tecnico stile Juve Stabia o in un progetto tecnico stile Ternana, Catanzaro, Reggina, Bari
e Lecce. Alessandro, per quello questo, comunque che sì. possiamo intuire e capire, per quello che è il comportamento, intanto proviamo a ripristinare il collegamento con Alessandro Vagliasindi, che è caduto qualche istante addietro. Dicevo, stavo per evidenziare come comunque il Catania non è intenzionato a partecipare a delle vere e proprie aste per potersi aggiudicare poi dei giocatori. Vorrei vedere un'altra grafica nel frattempo, che è quella relativa alle date della stagione che scatterà il 27 di agosto. Angelo, mi senti? Sì, adesso ti sento e ti rivedo. No, stavo dicendo che intanto vediamo quando scatterà il campionato, come è strutturata questa stagione in Serie C, ma dicevo che il Catania comunque per sua cultura, per quello che abbiamo imparato nell'ultimo anno, non intende partecipare a delle vere e proprie aste per l'acquisizione dei giocatori. Forse probabilmente però questo poteva andare bene in un campionato di Serie D. In Serie C, campionati professionistici, bisognerà forse correggere un tantino questo tipo di atteggiamento. Non dico che bisogna andare all'asta per prendere un giocatore assolutamente, però capire quando si può, quando non si deve, quando si deve però è necessario fare. Anche perché, sì. anche perché togli armi alla concorrenza, Angelo. Certo. Se tu prendi, faccio un esempio, Del Rico, centrocampista assolutamente tra i più forti dell'intero panorama della Serie C, lo togli alla concorrenza, lo togli al Benevento che lo ha cercato, lo sta cercando. Se tu prendi Patierno, che ha fatto benissimo a Francavilla, lo togli alla concorrenza, lo togli all'Avellino, che è molto forte in questo momento sull'attaccante del Francavilla, ma potrei fare altri 6, 7, 8, 10 esempi. Quindi sì, bene non partecipare ad aste, ma allo stesso tempo devi coniugare le esigenze di carattere economico con quella che è il margine di competitività di questa squadra. Allora, si comincia ufficialmente con il ritiro, la stagione comincia il 22, diciamo così, di raduno. Con il raduno, poi dal 24, se non dico male, si comincerà a faticare proprio corretto. in maniera diciamo concreta sui campi a Zafferana, e quindi capiremo poi che tipo di squadra sarà stata messa a disposizione del tecnico Tabiani per il prossimo campionato. Alessandro, ci fermiamo qui se non hai altro da aggiungere. No, allo stato attuale credo di aver dialogato insieme a te su quelle che possono essere le notizie di oggi. Poi sulle voci chiaramente potremmo fare trasmissioni di ore e ore, però basiamoci sui fatti. Fatti concreti. Grazie Alessandro. Grazie a te, alla prossima. La disponibilità. Ci ritroviamo lunedì prossimo per approfondire alcuni di questi temi. Io vi dico che stiamo per andare in pubblicità, ma intanto apriamo una finestra e facciamo vedere i due collegamenti, perché già li vedo in bassa frequenza, Sergio Colosi e anche Marco Gullà. Sergio Messina, Marco ci parlerà del Palermo. Ciao Sergio, ciao Marco. Il saluto ragazzi di Alessandro Vagliasindi. A fra pochissimo, restate lì. Torniamo in studio, allora apriamo i collegamenti, vado subito da Marco Gullà, cercheremo di liberarlo prima possibile in considerazione del fatto che ha una serie di impegni, sta lavorando comunque per noi, per il nostro telegiornale da Lampedusa. Però ora parliamo Marco di Palermo, un Palermo che si sta rifacendo il look, abbiamo parlato di un poker di acquisti per la squadra di Corini, ma non saranno soltanto 4 i giocatori che arriveranno per la nuova stagione. Abbiamo preparato e messo su anche una bella grafica con quelli che sono i possibili innesti. Allora andiamo a vedere nel dettaglio quello che succede in casa Palermo. Fra l'altro a giorni insomma si ricomincerà di nuovo a faticare anche a Palermo, no? Assolutamente sì, Angelo, insomma a breve inizierà il ritiro fissato proprio per metà luglio, ma il Palermo insomma società, il Palermo ovviamente club, dirigenza già lavora da diverse settimane proprio per allestire la squadra che poi, a detta ovviamente dell'amministratore
delegato Gardini, ma anche del presidente del Manchester City, che recentemente ha rilasciato un'intervista, dovrà puntare alla promozione. E allora adesso la grafica ci supporterà. Il Palermo ha già pronto un poker di acquisti da calare nei prossimi giorni per appunto irrobustire il telaio. Intanto lo vediamo, è già stato ovviamente acquistato Lucioni, e poi attenzione, perché ormai è questione davvero di ore, mentre stiamo parlando il Palermo sta lavorando, e Basic, centrocampista del Padova, dovrebbe essere appunto il tassello che andrà a dare maggiore brio e frizzantezza al reparto di centrocampo. Ma non finisce qui, perché il Palermo ha chiuso anche per Ceccaroni del Venezia, ormai è un parametro zero. Grafica. Sì, Ceccaroni del Venezia, un giocatore che tra l'altro ha fatto molto bene quest'anno, ha una certa solidità, una certa garanzia. Anche con lui il Palermo sta per definire. E poi lo vediamo anche da questa grafica, Roberto Insigne, attaccante del Frosinone, ha già detto sì al Palermo, manca soltanto l'accordo economico con il Frosinone, con il club Ciociaro, però il club appunto giallo-blu ha chiesto circa 1 milione di euro, non sarà un problema accontentare per il Palermo le richieste del Frosinone. E poi l'altro acquisto ormai quasi virtuale, ma che dovrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni, è quello di Leonardo Mancuso, che sarà una sorta di vice Brunori, un'alternativa a Brunori, visto che comunque l'attaccante l'anno scorso non ha quasi mai rifiatato, proprio perché mancava un suo alter ego. Poi ci sono altri nomi, lo vediamo ovviamente anche da questa grafica che avete preparato. Giasi, attaccante dello Spezia, sarebbe sicuramente un lusso per la categoria. Il Palermo ci sta lavorando, però non è facilissima questa trattativa. E anche Nestorowski, Palermo vorrebbe il ritorno. Tra l'altro Nestorowski è svincolato, ha terminato il suo contratto con l'Udinese. Palermo ci sta pensando, ha strizzato l'occhio al Macedone, però attenzione, perché su Nestorowski c'è anche il Venezia, che è messo benissimo proprio per arrivare al calciatore ex Udinese ma anche ex Palermo. E poi ci sono delle operazioni che potrebbero essere perfezionate in uscita, Marco. Sì, ci sono dei giocatori che in realtà probabilmente nemmeno partiranno per il ritiro, Angelo, perché sono fuori dal progetto tecnico, no? Qua vediamo quello che stiamo vedendo sono gli acquisti. Sì. C'è una terza grafica che riguarda le trattative in uscita, eccola qui. Ecco qua, infatti la vediamo, e sono tutti giocatori che intanto sono tornati anche da fine prestito. Parlo di Accardi e Crivello. Entrambi ovviamente non prenderanno parte al ritiro del Palermo in Trentino Alto Adige, e poi ci sono dei giocatori che invece avrebbero già chiesto la cessione. Tra questi c'è anche Bro, che non è visto benissimo dall'allenatore Corini, non perché abbia delle antipatie particolari verso Jeremy Bro, ma proprio perché in quel ruolo serve un giocatore che abbia qualità tecniche differenti. E poi c'è Damiani che dovrebbe andare via, così come Soleri. Io credo che andando avanti anche con le nostre trasmissioni, Angelo, questa grafica si alimenterà e soprattutto si robusterà tantissimo, non perché il Palermo voglia buttare via fuori tutti, ma proprio perché c'è difficoltà in questo momento a cedere determinati calciatori. E credo proprio che le cessioni, ad esempio, di Accardi e Crivello, seppur non vadano in ritiro, sarà difficile cederli in un mercato che si preannuncia abbastanza bloccato e particolare. Marco, prima di salutarci, prima di lasciarti libero, ci sono le date della nuova stagione della Serie B, così come annunciato proprio dalla Lega di Serie B. Possiamo vedere questo campionato e quando scatterà? Il 19 di agosto, poi la sosta dal 27 dicembre al 12 febbraio 2004, credo qui ci sia probabilmente un errore, sarà 12 gennaio, sosta campionato per le festività natalizie, sì. Il venerdì 10 maggio alla fine del campionato, poi turni infrasettimanali, sono tantissimi davvero, sono 6, e anche ci saranno delle soste, credo al 4. Contrario della Serie A, Angelo. Com'è? I turni infrasettimanali sono tantissimi, al contrario della Serie A, che se non sbaglio ve ne farà soltanto uno, quindi sì, proprio c'è già così. Una differenza proprio col campionato di massima serie. Però sarà un campionato abbastanza intenso, al di là delle date, perché intanto dobbiamo capire chi saranno le ultime squadre che comporranno la B, e poi soprattutto il Palermo, se dovrà fare la voce grossa, se ovviamente si confermerà candidato alla promozione,
non potrà certamente farsi insomma intralciare dalle date, magari dalle partite ravvicinate, quindi da questi tour de force che sicuramente metteranno alla prova tantissime squadre. Marco, ti ringrazio, buon lavoro intanto, buona continuazione, sono giorni piuttosto intensi per te, grazie Marco Gullà, ci ritroviamo lunedì prossimo. Adesso vado a Messina con Sergio Colosi, perché in qualche modo su Catania e su Palermo abbiamo già parlato di mercato, un po' meno su Catania perché abbiamo stabilito, cercato di capire chi possono essere i giocatori confermati della passata stagione. Su Palermo ci sono già i primi acquisti, ci sono le trattative in corso sia in entrata che in uscita, e poi insomma la squadra si prepara alla prossima stagione. A Messina, fatta l'iscrizione, c'è l'ultima chiamata, stiamo titolando, per Sciotto e Mannino, perché insomma questa è una settimana che ci dovrebbe dire che situazione ci sarà per il prossimo campionato a Messina. Se resterà Sciotto, ci sarà Mannino, chiaramente strade completamente diverse nel primo caso e nel secondo caso. Sergio. Sì, è una settimana decisiva almeno sotto questo profilo, quello societario. Intanto il Messina si è iscritto al campionato, anche questo, viste le dichiarazioni di Sciotto che in un primo momento non voleva iscriverlo, poi invece aveva provveduto a completare la documentazione 8 minuti prima che scadesse il termine alla mezzanotte, lo ricordiamo. Poi è arrivato nei giorni scorsi l'ok della Covisoc, per nulla scontato questo passaggio che riguarda il Messina. C'è adesso quello più delicato, si parla di oggi pomeriggio, al massimo domani ci sarà la nuova, l'ultima, migliorativa offerta di Fabrizio Mannino al presidente Pietro Sciotto. Ecco qui i due protagonisti appunto di questa lunga trattativa che è iniziata, lo ricordiamo, a dicembre 2022, però da una parte e Mannino al di là delle disponibilità comunque è contenuto nella sua offerta, dall'altra parte Pietro Sciotto continua a non voler cedere il Messina, pensa ad allenatori, a calciatori, a direttori sportivi, però è anche vero che inizio della scorsa settimana aveva detto non c'è più la trattativa con Mannino, il discorso con lui è definitivamente chiuso perché devo pensare alla programmazione. Poi per una settimana soltanto chiacchiere, non si è pensato a nulla. La programmazione invece con il nuovo presidente del Messina, cioè con Pietro Sciotto, e invece poi la nuova apertura nello scorso fine settimana che ha spinto Mannino ad una nuova proposta, per cui se sentono di tutto e il contrario di tutto, insomma è una situazione molto ingarbugliata. Come andrà a finire è difficile stabilirlo, però la rottura con la piazza da parte dell'attuale presidente e viceversa sembra ormai assolutamente insanabile, per cui se Messina dovesse partire con Sciotto presidente sarebbe un campionato certamente in salita, al di là poi delle dichiarazioni che si fanno, che non si dovrebbero ripetere negli ultimi anni, ma già si stanno ripetendo in termini di tempo, che occorrerebbero maggiori investimenti che però il presidente Sciotto non vuole fare, e tante altre cose che si dicono, però poi bisogna trovare il riscontro del campo e soprattutto in termini societari. In questo senso ci permettiamo di dire che il 7° anno con Sciotto presidente potrebbe essere davvero complicato, se queste sono le premesse. Sergio, è inutile parlare evidentemente di calcio giocato in questo momento, comunque di mercato, quello che potrebbe essere la squadra, come potrebbe essere chi sarà forse l'allenatore del Messina. Chi può dirlo, ovviamente? La proprietà. Quale proprietà? Dimmi. Infatti ti posso portare un esempio per darti un po' la dimensione di ciò che si vive, dello stato confusionale che si vive qui in città. Sciotto ha avuto modo di sentirsi alcune volte con Ezio Raciti, che sembrava designato allenatore per la prossima stagione, magari poi anche lo diventerà, però alcuni giorni dopo Sciotto ha contattato il vice di Raciti, cioè Daniele Cinelli, che ha declinato l'invito e sembra che si accaserà con la Cavese, dove è andato l'ex direttore sportivo del Messina Pasquale Lo Giudice. A sua volta ci sono state anche qualche altro contatto, qualche altra trattativa, per cui questa è un po' la dimensione di confusione che regna
sovrana, perché di fatto Raciti è stato prima contattato e poi però ha saputo indirettamente che era stato fatto altrettanto per il suo vice, che però in questo caso non avrebbe fatto il vice ma il numero 1 sulla panchina. E questo è solo un piccolo esempio di uno stato confusionale che regna assolutamente sovrano, dove un giorno accade una cosa e poi l'indomani viene assolutamente smentita dai fatti, come dalle varie trattative che si sono susseguite in queste settimane. Sergio, ci possiamo fermare qui almeno per questa settimana con le vicende che riguardano il Messina. Ci auguriamo che nei prossimi giorni ci siano delle novità importanti. Chiaramente riferiremo di tutto questo nel corso dei nostri telegiornali, ma noi lunedì prossimo saremo qui a raccontare le evoluzioni, se ci saranno stati dei passi avanti oppure no in questa trattativa, e comunque una squadra, il Messina, dovrà pur farla per la prossima stagione, a prescindere da quello che succederà in questi giorni. Sergio. Sì, la dovrà fare, però certamente le premesse sono quantomeno particolari e lasciano tanti dubbi, anche perché dopo 2 salvezze che tutti sappiamo come sono arrivate, c'è la permanenza di Sciotto sulla presidenza, sulla poltrona numero 1, certamente non aiuterebbero a ricompattare l'ambiente nel modo più assoluto. Questo è anche quello che si evince attraverso il gradimento della tifoseria organizzata, dei social e tutto il resto. Ti libero, grazie Sergio, buon pomeriggio anche grazie a te. Grazie a te, buon pomeriggio. Grazie ancora a tutti voi per essere rimasti con noi e auguro a tutti voi una buona giornata. Lunedì prossimo.